Buonasera, ben trovati a Meteo Weekend. Come sempre subito una breve occhiata a quello che sta succedendo dal punto di vista meteorologico. Possiamo vedere anche la prima carta che ci mostra la situazione attuale, diciamo quella del pomeriggio. Eccola qua con le piogge tra i Balcani, il centro-sud Italia, praticamente fino alla Grecia. E da noi il nord con cielo sereno oppure poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso, come è stato un po' oggi da noi. Per la verità un po' di nuvolosità si è attardata questa mattina, poi schiarite ampie e difatti guardate le temperature, a fronte di minime notturne abbastanza fresche con 5 gradi più o meno in pianura, siamo comunque arrivati ai 19-20, quindi tutto sommato non male come valori massimi. Passiamo subito alla carta successiva, giusto un'occhiata allo zero termico e al radiosondaggio. Ecco qui 2200 metri, appunto la quota che più o meno ci aspettavamo, e un radiosondaggio che mostra un po' di umidità in quota, c'erano dei banchi che transitavano, però insomma, nel complesso siamo ancora in una fase di stabilità. Cambierà qualcosina, ma dopo lo scopriremo con le previsioni, non molto tutto sommato. Eccola qui l'ultima carta di questa anteprima, ci mostra la situazione delle ore 12, quella depressione che vedete posizionata tra il centro-sud, appunto l'Albania e la Grecia, ecco lì dove avete visto anche quelle piogge prima, la nuvolosità maggiore, qualcosa. Da noi c'è stato così qualche infiltrazione di aria un po' più umida, per il resto comunque ancora stabilità. Domani però, vedrete, arrivano delle correnti un po' più umide, ne parliamo però più tardi. Andiamo a vedere subito il video che presenta un po' i temi di questa sera. Allora, a parlare di viti, parliamo di vino, insomma la vendemmia o è terminata o è proprio agli sgoccioli, anzi alcune delle immagini che avete visto le ho girate ieri nelle vicinanze, zona Savorniano del Torre, e c'erano ancora dei grappoli e stavano lavorando naturalmente per completare la vendemmia. Vendemmia che viene dopo un mese di settembre caldo, mite e secco. E questa diciamo ci dà un po' l'occasione, il tema di unire il discorso vino, uva, clima, ma diremo tante altre cose stasera. Parleremo quindi di vino, ci facciamo una bevuta insieme. Vi presento subito gli ospiti che abbiamo con noi. Con noi Rodolfo Rizzi, enologo, presidente dell'Associazione Enologi Enotecnici Italiani del Friuli Venezia Giulia, nonché direttore delle cantine produttori di Cormons. Buonasera. Buonasera. E poi Marco Stocco, perito agrario dell'ERSA del Friuli Venezia Giulia. Buonasera anche a te, Marco. Prima di iniziare con i nostri ospiti, vi dico subito, facciamo una piccola introduzione proprio di natura climatica, due parole che vi dirò io e poi sentiremo un'intervista che ho registrato nei giorni scorsi con Andrea Cicogna presso l'Osmer ARPA. Dunque, se possiamo mandare, chiedo alla regia, eccola qui, la cartina, guardate, questa è la cartina dell'anomalia deviazione della temperatura media su tutta l'Europa, vedete, di questi primi giorni di ottobre. Pensate che diciamo che fa freddo, in realtà siamo in media, questo almeno nel Friuli Venezia Giulia siamo in media. Questo la dice lunga anche sul fatto che ormai è cambiata la percezione. Guardate qui il dettaglio, vedete che il Friuli Venezia Giulia è in bianco, questo significa che più o meno questa prima settimana di ottobre è andata su valori medi. Ecco qui invece un riepilogo delle anomalie termiche. Queste sono delle temperature massime dei mesi estivi, considerate dal punto di vista meteorologico, giugno, luglio, agosto. Vediamo giugno un po' più basso, luglio un po' più alto e agosto a zone per quanto riguarda la nostra regione, ma osservate quante aree d'Europa hanno visto tutto sommato un clima più mite. Queste sono invece le precipitazioni
e a fronte di un giugno con un qualcosa in più della media, vediamo anche luglio poi meno pioggia e agosto anche lì una situazione con minore piovosità o comunque diciamo, tutto si è verificato nella prima parte del mese, perché poi dal 20 è cominciato a fare molto caldo e questo è settembre, l'ho messo apposta isolato perché guardate quanto più alta della norma la temperatura e anche quanto più secco è stato il clima, come vedete non solo sulla nostra regione ma su vaste zone dell'Europa. Allora adesso per entrare nel dettaglio andiamo a sentire un momento Andrea Cicogna. Buonasera dall'Osmer, parliamo di questo mese di settembre, un mese di settembre particolarmente asciutto, infatti in tutto il mese in tutta la regione non sono piovuti più di 150 mm di pioggia e questo solamente nelle prealpi carniche, molte zone della pianura non ha fatto più di 40 mm, dove di solito ne fa il doppio, il triplo, quindi poca pioggia e concentrata in pochi momenti. E questo certamente per una coltura come la vite, come ci possono spiegare gli esperti viticoltori, è stato un buon andamento, giornate di sole, abbastanza asciutte. Il problema magari ci può essere stato dove il terreno conteneva troppo poca acqua, in terreni molto sciolti, con molta ghiaia, ma altrimenti certamente un andamento favorevole dal punto di vista della pioggia. Parliamo adesso invece della temperatura. Questo grafico è eloquente. Si vede l'andamento della temperatura media in pianura a settembre 2016, quella bella linea rossa, contro il dato medio climatico. Si vede bene come all'inizio del mese fino al 15, direi quasi il 20, le temperature sono rimaste ben al di sotto, sopra del livello medio, per poi disporsi a livelli usuali e verso la fine del mese ancora crescere. Insomma, come dire, quest'anno l'estate non voleva finire. Se vedessimo i dati anche di agosto, di solito si dice la prima pioggia d'agosto rinfresca il bosco. Quest'anno certamente non è così. E come si dice pure, settembre o ribalta i ponti o asciuga le fonti. Ecco, quest'anno è vero la seconda. Abbiamo asciugato le fonti, le temperature sono rimaste elevate e probabilmente l'uva sarà una grande uva. Parlando delle temperature, settembre ha presentato una temperatura media superiore di circa 2 gradi rispetto al dato medio climatico. Se invece vediamo tutta l'estate, questo grafico lo illustra bene, questa bella riga rossa mostra come è andata la temperatura massima in questo caso a Udine da giugno a fine settembre. Come vediamo più o meno, a parte un primo picco a inizio verso il 20 di giugno, poi la temperatura è stata abbastanza in media, vedete quella riga puntinata color verde, quello è il dato medio climatico, ma verso la fine dell'anno, anzi dell'estate, ecco, come vi dicevo prima, l'estate non vuole finire, resta sempre alta, su valori che difficilmente si sono registrati fin dagli anni 60. Per cui solamente dopo il 20 di settembre torniamo a valori vicino alla media, dopo una lunga estate che non voleva quindi, come detto, finire mai. Problemi per la coltura sia per le malattie che la pioggia in qualche maniera favorisce, sia per il fatto che soprattutto nella fase di fioritura, una fase quindi molto sensibile, certamente una temperatura fredda non gioca a suo favore. Quindi un inizio un po' difficoltoso, ma un finale di stagione molto favorevole. Ecco, naturalmente Andrea Cicogna, non Cicigna, come avete letto, mi è sfuggito un errore di battuta. Andrea, scusaci per questo piccolo errore.
e lo ringraziamo naturalmente per il suo contributo. Possiamo iniziare con Marco Stocco a dire qualche cosa sul discorso clima e cultura viticola. Tra l'altro tu mi dicevi, vorrei dire qualcosa anche sulla primavera. Sì, infatti, per diciamo, la stagione 2016 la possiamo definire una grande annata, però il periodo primaverile è stato parecchio difficoltoso, in quanto le piogge di maggio e di giugno hanno reso un po' complicata la lotta alla peronospora, che è la principale avversità della nostra regione per la vite. Diciamo che a fronte di un aprile molto caldo e secco, dove abbiamo avuto dei germogliamenti molto regolari un po' su tutta la regione, un deciso abbassamento termico a fine aprile, a cavallo del ponte del 25, ha bloccato un po' la vegetazione, e poi l'apertura della porta atlantica, il susseguirsi di queste perturbazioni, ha reso un po' difficile la lotta alla peronospora durante la primavera. E questo ha creato anche, come anticipava il dottor Cicogna, durante il periodo della fioritura, alcune cascole fiorali dovute proprio a un eccesso di vigoria dato appunto dalla spinta vegetativa che le piogge provocavano. Ecco, quindi la primavera, intanto cominciamo a dire questo, perché la primavera è comunque una stagione molto importante, poi è propedeutica proprio futura, no? Perché noi dopo, nel secondo blocco, adesso andremo in pubblicità, nel secondo blocco proprio con te cominceremo a parlare un pochino della fase estiva, quindi ci confermi che dopo il risveglio vegetativo, da lì comincia la fase di maggiore attenzione. Esattamente. Quindi passato questo periodo, diciamo, critico, la situazione meteo si è ristabilita appunto dopo il 20 di giugno, e per chi aveva affrontato, diciamo, bene la lotta primaverile, la stagione è andata essenzialmente in discesa, perché abbiamo avuto temperature elevate ma senza eccessi, e nella parte alta della pianura c'è stata una piovosità adeguata alla vite, mentre nella parte bassa e media pianura, dove vi era la possibilità di irrigare, si è irrigato, visto che le piogge nella media e bassa pianura non vi sono state. Allora, guarda, fermiamoci qua, perché dopo affrontiamo il tema proprio anche relativo a che cosa accade con più o meno pioggia in questa fase qui, e parliamo un po' approfonditamente di quello che è successo in estate. Noi ci fermiamo, è il momento della pubblicità, e rientriamo in studio. Di nuovo in studio con Meteo Weekend. Allora è il momento delle previsioni del tempo e andiamo a vedere allora cosa accadrà. Vi dico subito, da giorni parlavamo di un possibile peggioramento per domenica. Ebbene, con gli ultimi vi avevo detto che era bassissima attendibilità, e difatti proprio in questi ultimi aggiornamenti da parte dei modelli praticamente è quasi sparito del tutto. E questa è un po' la novità rispetto anche a quanto detto negli ultimissimi giorni. Novità, più che novità, diciamo una conferma che con certi tipi di configurazione, come il moto retrogrado di certe depressioni, i modelli vanno abbastanza in difficoltà. Intanto andiamo a rivedere ecco, la carta che ci mostra quella depressione tra il sud Italia, i Balcani, la Grecia, che ha dato luogo su quelle zone a maggiore nuvolosità, piogge anche, mentre da noi un po' di nuvolosità parziale questa mattina, poi più che altro in montagna, ma anche ampie schiarite. Avete visto che abbiamo raggiunto praticamente i 20 gradi. Vediamo pure allora che cosa accadrà. Arriva dell'area più umida di provenienza occidentale domani, giornata di sabato, quindi dal sole passiamo a una condizione di cielo nuvoloso o anche molto nuvoloso coperto. Vedete delle gocce. Quelle gocce indicano la possibilità, soprattutto dal pomeriggio verso sera, di qualche pioggia, a iniziare dai rilievi. Su pianura e costa nulla durante la giornata, ma è probabile che nella notte successiva su domenica possa anche fare qualche
così, qualche pioggia qua e là, debole, generalmente intermittente e sparsa. Le temperature le avete viste, aumentano i valori minimi naturalmente per effetto della copertura nuvolosa e calano leggermente in quelli massimi. Qualche fiocchetto l'ho indicato perché siamo sopra i 1700 metri, potrebbe anche cadere appunto qualche fiocco di neve viste le temperature in quota. Domenica, passiamo pure alla carta successiva, ecco, vediamo una prevalenza di bel tempo, in realtà dovremmo avere una condizione di variabilità con qualche addensamento ancora la mattina e poi delle aperture, ma sui monti potrebbe rimanere così una parziale nuvolosità, non sono segnalate precipitazioni, a dire la verità qualche isolato piovasco oppure in forma anche nevosa in quota potrebbe anche esserci. Comunque insomma una giornata decisamente migliore di quello che poteva essere l'attesa di qualche giorno fa. I venti di nuovo orientali con la bora, ricordo che è il giorno della barcolana, che quindi ci sarà bora moderata sul golfo di Trieste e temperature che sono ancora bassine nei valori minimi in particolare, soprattutto in quota, con lo 0 sotto i 2000 metri. Passiamo allora, veloce sguardo sul Triveneto, eccolo qua, sabato una giornata più o meno omogenea su tutta la macro regione triveneta, vedete un po' di pioggia in più sul Trentino Alto Adige probabilmente, perlomeno come diffusione, per il resto cielo nuvoloso, qualche pioggia come abbiamo detto. La domenica, eccola qui, a parte qualche precipitazione sulle Dolomiti, verso l'Austria, insomma per il resto una giornata abbastanza bella e con tempo tra poco nuvoloso e variabile, irregolarmente nuvoloso. Vediamo i venti, accennavamo alla barcolana, sabato vedete che la prevalenza è sempre da oriente o da settentrione, no? Vista la configurazione al suolo, perlomeno questi sono i venti. Ma sono deboli sabato, mentre invece, qui vediamo anche la domenica che è più interessante, mentre invece tendono a rinforzare un po', a diventare moderati, soprattutto occhio al Golfo di Trieste dove ci sarà appunto la barcolana, bora moderata, quindi insomma sarà anche brillante per la regata, per la gara. I venti più forti sul Golfo del Quarnero, comunque zona Istria e Golfo del Quarnero. Vediamo la carta successiva, eccola qua. Che cosa potrebbe accadere più avanti? Vi dico subito che anche in questo caso l'attendibilità non è molto elevata, però da questa carta possiamo già capire che è vero che c'è una depressione su di noi, ma in realtà dovremmo ritrovarcela con una posizione tale da avere correnti settentrionali non poi tanto instabili, per cui è probabile che avremo di nuovo dell'aria fredda. La cosa interessante è che invece nel nord Europa, sull'Artico, fa più caldo quasi, e dell'aria fredda che potrebbe dare luogo a un po' di variabilità e a temperature bassine, soprattutto la notte, ma per ora non sembrerebbe esserci qualche evento piovoso importante. Non dice la stessa cosa il modello Ensemble, possiamo anche vedere gli spaghetti, la carta successiva, eccoli qua. Questo è fatto su base del modello americano GFS, e questo dice che dopo il 12, il 13, in teoria, una probabilità di piogge potrebbe anche introdursi. Vedete proprio comunque la curva delle temperature, sono i due grafici superiori, che tende così di nuovo a calare, avvicinarsi verso lo zero alla quota di 1500 metri. Diamo un'occhiata ai riepiloghi conclusivi. Per dire appunto che seguendo il modello europeo in particolare, io mi baso soprattutto su quello, abbiamo un inizio di settimana con tempo abbastanza buono, tutto sommato, diciamo nuvolosità variabile, con temperature che calano. Osservate che scendiamo gradualmente fino ai 2 gradi di minima possibili mercoledì, e qualche goccia forse in montagna, ma insomma il tempo è abbastanza stabile. Più freschetto di nuovo, diciamo, vediamo l'ultima carta per la parte finale della settimana, che come sapete ha un ulteriore calo dell'affidabilità, una previsione su questo è una proiezione di massima. Comunque vedete sempre un'alternanza di schiarite, qualche annuvolamento e forse un fine settimana migliore. Da notare sempre queste temperature minime piuttosto basse che cominciano a lambire il valore, la soglia degli 0 gradi, e di giorno intorno ai 14-15 gradi. Ecco, questa dovrebbe essere la settimana prossima. Staremo a vedere, naturalmente ci aggiorniamo come sempre già da lunedì presto la mattina con ore 7. Noi torniamo con Marco Stocco dell'ERSA, completiamo il ragionamento che abbiamo fatto prima
si partiva dalla primavera, allora la primavera è importante, Sì, esatto. e pian piano ci avviciniamo invece al periodo estivo. Quindi dopo appunto un giugno tipico del Friuli, quindi abbastanza piovoso, ci inoltriamo nei mesi estivi di luglio e agosto. Allora a luglio abbiamo avuto un tempo decisamente caldo ma senza eccessi e appunto nella parte meridionale della regione ha piovuto molto poco, mentre nella parte settentrionale ha sufficienza per la vite. C'è stato verso fine mese un fortunale importante nella zona del Pordenonese, dove c'è stato anche un evento grandineno che ha creato alcuni problemi. Ecco, non tutte ancora sono protette, no, dal No, reti no, antigrandi. no. Diciamo Le viti. solamente in alcuni areali dove la grandine generalmente viene ogni anno, la cultura viene protetta dalle reti. Se noi andiamo avanti poi col mese di agosto, il mese di agosto anche questo mese è stato un mese caldo, soleggiato e con scarse precipitazioni. Tuttavia anche in questo caso la parte alta della regione ha piovuto decisamente di più rispetto alla parte meridionale e in questo mese nella parte appunto bassa e nei terreni sciolti si è resa necessaria appunto delle irrigazioni di soccorso ove era possibile irrigare. Ecco, come si irriga la vite? Ci sono molteplici metodi, dall'irrigazione a aspersione oppure a irrigazione gocciolante sotto chioma o più modernamente con la manichetta interrata sotto la fila, che questa è diciamo... Quella che permette forse meno spreco e più efficienza? Più efficienza, sì, e permette oltremodo di diminuire la quantità la velocità di crescita dell'erba nell'interfila. Ah, ecco. Di conseguenza mi permette di ottimizzare anche le operazioni culturali, no, di sfalcio. Ecco, che cosa può significare troppa pioggia o troppo secco per la vite? Diciamo che troppa pioggia durante il periodo estivo, ce lo ricordiamo tutti qual era l'annata 2014, no? Porta dei marciumi importanti sul grappolo, delle larvate importanti sempre sul grappolo. Larvata è la forma di peronospola che intacca appunto il grappolo. E appunto poi ci si ritrova alla vendemmia con un prodotto danneggiato e non di grossa qualità. Un'annata viceversa eccessivamente secca porta a specialmente nelle uve bianche, a un calo dei profili aromatici, specialmente vitigni quali Sauvignon o Traminer, varietà aromatiche appunto, e anche dei blocchi produttivi in caso di stress idrici importanti, blocchi vegetativi, scusate. Blocchi vegetativi. Ecco, una cosa anche interessante magari da dire è questo. Prima, fuori onda, accennavamo al discorso e non si vede più la neve, no? In pianura, sì, eccetera. Però anni fa ci sono stati insomma, degli episodi. Ecco, abbiamo parlato della primavera, dell'estate, inverno. Se l'inverno, qual è il punto di sofferenza? Ricordavamo l'episodio del 2009, sì, no? che ha messo in crisi i vigneti nella, sì, bassa, esatto. nella bassa friulana. Quali sono i limiti? Sotto i meno 15 gradi la vite inizia a soffrire. Se noi Quindi anche quando è diciamo, sonnolenta per la sì, stagione quando è in dormienza, sotto queste temperature, specialmente in zone in cui magari si è un po' eccesso con le consumazioni azotate e quindi i tessuti della vite sono ricchi d'acqua, temperature di questo tipo iniziano a diventare critiche. E diciamo appunto che durante il 2009, nei monitoraggi che abbiamo fatto al risveglio vegetativo, abbiamo notato proprio nella zona della Bassa, oltre ad alcuni vigneti proprio morti, anche durante il taglio delle gemme, trovato la maggior parte delle gemme appunto annerite e morte. Ecco. E quindi la vite reagisce buttando da gemme dormienti. Ecco.
Sì, quindi insomma meno 15 che è comunque una temperatura importante, diciamo che da noi sì, poche volte la vite è una pianta decisamente rustica, ecco, quindi... Sì, è ben resistente, è ben resistente. Va bene, adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo e naturalmente parleremo con Rodolfo Rizzi, abbiamo tanto da ascoltare da lui. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio con Meteo Weekend, allora siamo a parlare con l'enologo Rodolfo Rizzi ad approfondire un po' il tema. Dopo un'estate di questo tipo, poi magari si può parlare anche in generale, ma dopo un'estate di questo tipo, che poi ha visto un lungo periodo di coda e anche di prolungamento, come abbiamo sentito da Andrea Cicogna, che cosa ci possiamo aspettare dal punto di vista della produzione e anche della qualità del vino nella nostra regione? Diciamo che quest'estate è stata un'estate ottimale per quanto riguarda il periodo di maturazione dell'uva rispetto a tante altre annate dove potevamo avere un caldo torrido, dove avevamo quegli anticicloni africani che creavano dei grossi problemi non solo a chi stava in spiaggia ma anche a chi stava a lavorare in vigna e quindi ci creava veramente delle grosse difficoltà. L'estate di quest'anno è stata un'estate, come diceva giustamente Marco, con una temperatura anche ben distribuita, una temperatura non eccessiva, con una distribuzione della pioggia ottimale, dove a parte alcune zone che ha sofferto un po' di siccità abbiamo avuto invece con quelle perturbazioni, soprattutto la perturbazione poi a metà settembre, che ha dato veramente un tocco in avanti qualitativo dell'uva. Oggi ci troviamo di fronte, ormai lo dicevi tu, la vendemmia è quasi terminata, ci troviamo di fronte a un'annata che la possiamo definire sotto l'aspetto qualitativo un'annata eccezionale. Eccezionale soprattutto per quanto riguarda sia il contenuto zuccherino, che è una delle parti fondamentali per quanto riguarda poi l'ottenimento del nuovo vino, sia per anche l'aspetto di struttura che i nuovi vini stanno acquisendo. E effettivamente un po' è stata penalizzata per quanto riguarda il discorso dei profumi, perché le alte temperature possono un po' anche incidere. Abbiamo visto soprattutto durante i primi 15 giorni di settembre, quando sono messe veramente in moto le vendemmie, e abbiamo visto che innanzitutto la vendemmia la facevamo all'alba. Oggi fare la vendemmia all'alba vuol dire portare a casa un prodotto che è di temperatura abbastanza fresca e soprattutto sia avere un risparmio energetico in cantina, ma avere anche quella cura verso il prodotto molto molto attenta. Però durante il giorno abbiamo avuto sempre giornate molto soleggiate e fatto anche eccezionale anche in questo caso, sempre ventilate. Scusa se ti interrompo, perché stiamo vedendo proprio le stazioncine meteo che avete presso lì, le cantine di Cormons. Tu hai fatto un accenno al fatto che le temperature, abbiamo avuto, come abbiamo visto, nelle medie, temperature anche spesso sopra la media, ma sono mancate quelle botte di caldo, le ondate calde severe che ci sono state in altri anni ultimamente, che incidono come sulla vite? Quello che era mancato prima quando abbiamo parlato con Marco. Sì, quelli incidono perché quelle botte di calore, cioè portano delle scottature dell'acino, delle scottature quindi del grappolo sostanzialmente, quindi si hanno una scottatura, una perdita di aromi. Non avendo quelle e avendo quindi una costanza in temperatura, abbiamo ottenuto delle maturazioni molto molto regolari con una sanità delle uve eccezionali. Un fatto strano che però abbiamo registrato quest'anno, non so se è legato al clima, non so se è legato alla ventilazione, non so cosa, però sta di fatto che quest'anno le api mancavano in modo massiccio soprattutto quando arrivano i carri dell'uva o nei filari di vendemmia. Quindi quello è un fatto un po' non so se è preoccupante, ma sicuramente non c'erano. No, Rodolfo, è molto preoccupante e mi inserisco perché tra l'altro la prossima puntata di Meteo Weekend parlerà proprio di questo, della difficoltà delle api in questo periodo e che adesso tu ci racconti appunto come anche questo incida ovviamente anche su... Incide soprattutto anche su questo. Però alla fine allora stiamo ottenendo delle fermentazioni regolari, dei vini con una certa alcolicità più sostenuta rispetto magari allo scorso anno, ma tutta una cosa naturale che il consumatore in questo momento sta apprezzando.
apprezza non solo queste modifiche di struttura dei vini, ma apprezza molto il consumatore questa genuinità che enologi, vignaioli stanno applicando ormai da anni nel nostro vigneto Friuli. Io penso che questa sia la più bella immagine che possiamo trasmettere all'esterno, perché tutti insieme dovremmo e stiamo riuscendo a dare quell'impronta di genuinità, di salubrità, che se noi pensiamo alla nostra giovinezza, se pensiamo agli anni 70, se pensiamo a quel periodo dove effettivamente c'erano dei grossi problemi e c'era forse poca cultura del giusto e poca cultura del bello anche in agricoltura. Sì, poi ne parleremo tra l'altro nel tuo secondo intervento di questi aspetti e anche un pochino di come è cambiato il consumo proprio del vino, interessanti dati pro capite. Invece ti volevo chiedere ancora per questa parte il tuo rapporto da enologo con la verifica dei dati meteorologici e come ormai sono diventati importanti per il tuo lavoro. Diciamo che noi non solo come enologi singoli ma anche come associazione di enologi, noi annualmente facciamo un incontro che si chiama un incontro prevendemiale proprio per mettere in campo tutto ciò che è successo durante la parte di maturazione, dalla fioritura in poi, insomma tutte le parti vegetative della pianta, quindi facciamo dei dibattiti su questo, però sopra come cappello mettiamo la meteorologia. La meteorologia perché è fondamentale, la meteorologia sia del passato per vedere come è avvenuta anche la fase invernale, quindi anche la mancanza di a volte questi freddi intensi e quindi la mancanza anche di una sterilizzazione naturale di certi parassiti della vite, che è importante per il proseguo della vegetazione e quant'altro. E poi, a parte il periodo dove noi costantemente monitoriamo la parte climatica, ma non solo climatica, anche il microclima, in effetti noi come azienda, ma l'ERSA soprattutto, abbiamo queste centraline microclimatiche che sono distribuite su tutto il territorio, che rilevano alcuni dati fondamentali, vuoi la piovosità, l'umidità, la temperatura del suolo, la ventosità e tutto quanto, che poi portano agli agronomi e poi anche agli enologi a decidere quando intervenire in campagna. Quindi perché alla fine la cosa fondamentale, per quanto ci giriamo attorno, la cosa fondamentale è produrre un'uva di qualità sana, perché tutto ciò che è in agricoltura, se è sano, viene sicuramente innanzitutto ben recepito dal mercato, ma soprattutto ci dà un valore aggiunto che oggi è proprio quel, come dicevo prima, quel nostro biglietto da visita. Quindi tutte le varie fasi noi le continuiamo a seguire e poi le seguiamo anche nel proseguo, quindi con le lavorazioni che adesso vengono fatte a fine vendemmia, quindi con delle concimazioni, con delle erpicature, poi, per passare poi alle potature invernali e quant'altro, però sono tutte delle fasi. Tutta l'agricoltura è legata fondamentalmente alla parte meteorologica, non come in passato dove magari pensavamo cioè i nostri vecchi, i nostri nonni pensavano a fasi lunari, pensavano a queste grosse influenze, che influenze ce l'hanno sicuramente, ma oggi guardiamo l'aspetto meteorologico solo dalla parte scientifica e non dalla parte empirica legata magari a tradizioni. Però i coltivatori tengono ancora conto, no? Delle fasi certo, lunari. Tengono ancora conto perché... Anche se non si sa bene qual è... Sì, anche se noi teniamo conto che la forza dell'attrazione della Luna fa variare le maree, quindi penso che questo sia un dato importante. Sicuramente nella fase di Luna crescente, quindi il primo quarto di Luna crescente o il secondo quarto, quando abbiamo la Luna piena, abbiamo delle fasi di attrazione dove l'agricoltore ama seminare piuttosto che nelle fasi successive, quindi da luna piena a luna calante, dove possiamo fare il travaso. I nonni facevano il travaso magari a luna piena o luna calante piuttosto che farla in giovane di luna, ecco, perché effettivamente un aspetto c'è, però oggi con la tecnologia noi siamo più portati non all'empirismo ma alla scelta tecnica legata alle varie fasi di lavorazione. Ecco, dopo con Rodolfo Rizzi parleremo anche di un po' di storia della vita in Friuli, parleremo di tipi di produzione. E adesso però con Marco Stocco torniamo un attimo a fare il punto
abbiamo sentito parlare di ondate di calore, forti gelate invernali. Tu hai citato prima la grandine, che è un altro grosso problema per tutta l'agricoltura, ma insomma, anche in questo caso in particolare ne stiamo parlando. Quindi, ecco, quali sono le strategie che diciamo come ERSA consigliate o mettete in campo per aiutare i produttori? Diciamo come strategia standard per il Friuli potrebbe essere, mi è venuta in mente questa, no? Allora, al germogliamento generalmente si esegue un trattamento contro le scoriosi e questo viene eseguito generalmente con un prodotto di copertura, può essere un Mancozeb, un Metiram, un Propineb o anche il rame, ecco. E un secondo intervento viene fatto circa 8-10 giorni dopo, che corrisponde al primo trattamento antiperonosporico generalmente. Successivamente, in funzione delle condizioni meteorologiche del mese di maggio, possiamo optare, e anche delle dimensioni aziendali, possiamo optare per passare a prodotti citotropici, quindi che entrano nella vegetazione, ma non sistemici ancora, oppure continuare con prodotti di copertura. Tuttavia in questo caso dobbiamo essere molto puntuali e repentini a intervenire prima dell'evento piovoso. Successivamente, a cavallo della fioritura, utilizziamo dei prodotti sistemici che entrano un po' meglio nella vegetazione e inseguono attivamente la crescita vegetativa visto che è anche un periodo in cui la vegetazione cresce in maniera importante, e in post fioritura utilizziamo dei prodotti che si legano alle cere del grappolo, per poi passare nel periodo estivo quando andiamo a utilizzare dei prodotti rameici. Ovviamente i trattamenti che si legano alla ovviamente i trattamenti antioidici si legano ai trattamenti antiperonosporici, di conseguenza si utilizzano prodotti con analoghe proprietà. Inoltre è molto importante nei nostri ambienti, rispetto alla lotta chimica, la lotta agronomica per un patogeno quale la botryte. In questo caso le sfogliature sono molto più efficaci rispetto ai trattamenti chimici, specialmente in annate particolarmente piovose. Diciamo che una sfogliatura fatta precocemente permette anche di ovviare alle scottature estive in annate particolarmente calde, in quanto il grappolo riesce a abituarsi alle temperature estive e di conseguenza si scotta meno. In alcuni casi chi sfoglia molto tardi trova appunto le scottature nei grappoli. Invece la rete antigrandine che abbiamo anche visto prima, credo di capire che è molto costosa se viene applicata solo nelle zone più a rischio. Diciamo è un costo anche abbastanza elevato, è un investimento abbastanza elevato, e poi non è solamente la rete, sotto la rete si crea un microclima in cui l'aerazione passa meno aria, di conseguenza favorisce in alcuni casi anche l'insorgenza di queste botryti. Sì. E anche l'asciugatura della vegetazione avviene in tempi più lunghi. Ecco, il tempo è finito, ma solo un flash. Tutti questi trattamenti di cui parlavi sono molto inquinanti, poco inquinanti, si segue quel ragionamento? Diciamo che la degradazione dei principi attivi avviene anche in maniera abbastanza rapida. Sì. Al giorno d'oggi è molto importante avere le macchine tarate che distribuiscono in maniera regolare quello che serve. Al giorno d'oggi esistono delle macchine a recupero di prodotto dove sono schermate e non permettono la dispersione del trattamento nell'ambiente circostante. Ok, benissimo. Beh, dopo noi avremo ancora modo di approfondire, però ci chiama la pubblicità e ci ritroviamo tra poco. Eccoci di nuovo per l'ultima parte di Meteo Weekend, stiamo parlando del vino, dell'uva, delle condizioni climatiche, e adesso però facciamo un po' di storia anche con Rodolfo Rizzi, enologo, e insomma il vino in passato
era consumato molto di più ed era considerato un alimento anche proprio che dava energia, calorico, no? Per chi faceva lavori all'aperto. Anche nelle colline friulane veniva coltivata la vite per fare del vino che serviva a dare energia a chi lavorava in realtà nei campi in generale. Poi si è evoluto tutto questo. Sì, diciamo che l'enologia si è evoluta fortemente in questi ultimi anni. Non parliamo di un passato tanto remoto, ma se torniamo agli anni 70 avevamo un'enologia abbastanza posizionata sulla quantità, una quantità di prodotto dove la qualità molte volte era discutibile, sicuramente le gradazioni alcoliche erano molto più basse e il vino era considerato un alimento, perché il genere di lavori che venivano svolti in quegli anni erano tutti gran parte dei lavori manuali, quindi la gente doveva in qualche modo anche rinforzarsi e consumava quindi il vino. Avevamo dei consumi allora quasi superiori ai 120 litri pro capite, quindi oggi pensare che a quella cifra ci fa un po' rabbrividire, perché i nostri consumi oggi sono attorno ai 30-32, ma sono anche sicuramente rivolti verso il basso in certi aspetti. Ma questo perché c'è stato un cambiamento epocale del modo di approccio al vino. Se prima era come alimento, oggi sì, viene considerato come un alimento, però si vorrebbe che continuasse a essere considerato come alimento, però il vino oggi è un modo di socializzazione, un modo di vivere certi momenti assieme in modo spensierato, in modo felice, e si predilige notevolmente la qualità del prodotto. Qualsiasi essa sia oggi la fascia di prezzo, il produttore tende esclusivamente a produrre un vino di qualità percepito per la propria fascia di consumatori. Un vino che però non viene più... No, scusa, qua c'è questo inserto, dovete leggerlo voi sullo schermo, perché parla del Tokai, grappolo di bell'aspetto e vino di gran rinomanza che si beve a qualunque ora della giornata, come un drink per rimettersi in forza dopo il lavoro e poi usciti di casa prima di andare in ufficio. Prima di andare in ufficio, energetico, impareggiabile. Beh, una bella pubblicità nel 74. Sì, sicuramente questo era è un inserto della vecchia Domenica del Corriere, che io conservo tuttora, perché è importante capire cosa c'era allora e cosa abbiamo oggi. Oggi abbiamo veramente tutto. Oggi parlare di bere vino prima di andare in ufficio, cioè uno minimo ti arresta se solo lo pensi. E invece allora così era e così veniva dipinta anche la nostra regione, una regione dove vediamo anche che è sostanziosa per quanto riguarda gli ettari, perché abbiamo oltre 23.000 ettari di vigneto, dove nei nostri vigneti, nel vigneto friulano, abbiamo una grossa fetta di varietà internazionali, come nel Pinot Grigio, e poi con la Glera, e poi con altre varietà meno richieste, però è un variegato mondo della nostra enologia. Una nostra enologia che, come dicevamo prima, è formata da... più bianchi che rossi, scusa, guardando il tuo grafico. Allora, veniamo fuori da un 55% che eravamo di uve rosse, e in questi ultimi 20 anni siamo passati quasi al 20%, 25% da alcuni calcoli su uve rosse impiantate. Quindi proprio abbiamo modificato completamente anche quell'aspetto. Un aspetto che quindi è legato non solo ai consumi interni, quindi consumiamo più bianco, anche perché la nostra è una vicinanza al mare, quindi il mare tende sempre ad avere un richiamo al pesce, ma soprattutto il cambio del nostro modo di consumare il vino ci porta verso i bianchi, che sono più leggeri, magari più facili da essere abbinati durante i pasti, e quindi molte volte meno impegnativi. Quindi la nostra è una regione, sostanzialmente una regione bianchista, e questo lo testimonia e ce lo viene riconosciuto anche dal mercato. Una regione che noi dobbiamo ricordare, abbiamo una fortuna paesaggistica per quanto riguarda anche i vigneti, quindi non è solo cambiato il modo o il consumo del vino durante questi anni, ma è anche cambiato l'aspetto esteriore dei vigneti. Cioè oggi ci troviamo di fronte veramente a dei giardini
dei giardini di vigneto coltivati perfettamente, soprattutto nelle zone collinari o nella pedecollina. Vediamo alcuni esempi. Sì, e che quindi sono un biglietto da visita anche per il turismo. Ricordiamo che noi dobbiamo sì pensare alla commercializzazione del nostro vino in Italia ma anche all'estero, però dobbiamo anche pensare di portare il turista qui e fargli apprezzare le nostre bellezze. Abbiamo la fortuna di avere le montagne, il mare, in un giro di un'ora riusciamo a coprire tutta la regione. Io penso che questo sia un ulteriore biglietto da visita assieme al paesaggio che i nostri contadini riescono a dare. Ecco, Rodolfo, buonissimo il prosecco, ma anche la ribolla gialla che viene addirittura, mi dicevi, dai romani, no? Può essere un'ottima alternativa, no? Autoctona, ormai la possiamo considerare autoctona. La ribolla gialla è autoctona, è il vitigno più antico che abbiamo qui in regione, è un vitigno che i romani, quando sono saliti nelle loro conquiste, sono arrivati a Aquileia, loro si portavano dietro anche gli agricoltori e quindi piantavano questo prodotto. Un prodotto che poi la ribolla si è ben radicata sulle nostre colline, grazie soprattutto alla Serenissima, perché i veneziani ne hanno difeso questo vitigno, non potendolo impiantare nella loro terra, che è una terra paludosa, utilizzavano le zone istriane, la Dalmazia o le coste greche per utilizzare gli impianti. Una volta terminata la Repubblica Serenissima ci sono riappropriati di questo stupendo vitigno che oggi sta facendo un grande interesse commerciale nella nostra regione e lo sta facendo per due motivi. Uno, una felicità per gli agricoltori perché è un prodotto facile da coltivare, con questo grappolo molto grande, con questi acini molto spargoli, quindi non c'è ristagno d'umidità, non c'è la possibilità di avere attacchi fungini e più abbiamo per il commerciale abbiamo questo bel nome, ribolla gialla, un doppio nome, un nome molto solare, un nome che te lo fa ricordare, che ti fa anche ben pensare sul prodotto. Un prodotto che, dicevamo, un'uva non difficile da produrre, magari un prodotto che molte volte è anche semplice. Allora, nella sua semplicità ci sono state varie tentativi e dopo anche con ottimi risultati nella produzione del vino, dove si sono fatti anche questi macerati che oggi stanno anche questi conquistando una piccola fetta di mercato, però ci sono. E dopo c'è stato il grande exploit della ribolla gialla spumantizzata. Quindi uno spumante di ribolla gialla oggi è uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. Oggi produciamo all'incirca a livello regionale 4,5 milioni di bottiglie di ribolla gialla. Teniamo conto che il Prosecco, come tu lo dicevi prima, che è una DOC interregionale, quindi ha un'ampia zona di produzione, tende a produrre, il prossimo anno si dovrebbe riuscire a produrre 400 milioni di bottiglie. Penso che sono dei numeri spaventosi se li raffrontiamo alla ribolla che ha 4,5 milioni oggi. Però con i nuovi impianti nel 2018 riusciremo a raggiungere la quota dei 16-18 milioni di bottiglie e quindi, oltre a essere un biglietto da visita, oltre a essere un antagonista in più superiore rispetto al Prosecco. Ecco, avremo ancora tante cose da chiedere a Rodolfo, il tempo però è tiranno, intanto vediamo se ci riusciamo con un'ultima cosa, intanto Marco Stocco, la zonazione viticola. Allora è come dire, ottimizziamo. No? Sì, rispetto al territorio, quindi la vite giusta nel posto giusto. Nel posto giusto, esatto. Diciamo che le varietà a bacca bianca generalmente necessitano di luoghi dove l'escursione termica è elevata, quindi magari versanti di colline esposti a est, nord-est, in quanto queste escursioni ci permettono di avere dei profili aromatici decisamente migliori. Anche la piovosità, come vediamo, e anche la piovosità, da queste sì. Altre
altri versanti, no, non è sempre detto, perché magari il versante a sud è anche molto caldo e può essere che riesca a maturare un vitigno come il Cabernet Sauvignon, che è un vitigno abbastanza al limite della coltivazione Oggi nostra. abbiamo visto tanti terrazzamenti, ma ci sono anche le grave, no? Sì, esatto. Altri luoghi di terreni sciolti della pianura udinese o della pianura pordenonese si ottengono dei vini diciamo più leggeri, più beverini e anche forse la zona più vocata per il prosecco. Quindi Carso? la zona del Carso invece è una zona molto, molto indicata per dei vitigni autoctoni quali Terrano, Malvasia istriana o la Vitosca stessa. E il Carso c'è una variabilità notevole dall'altopiano carsico più a nord della zona di Duino rispetto qua vediamo i Magredi, per esempio, che ci ricordano un po' qualche zona un po' più dura da un certo punto di vista, perché assorbe l'acqua velocemente. Sì, esatto, queste zone fortunatamente sono sempre coperte da impianti di irrigazione, altrimenti i periodi estivi sarebbero decisamente sofferenti per la vite. Ecco. Dicevo, sul Carso, lì la zona di Sant'Orligo, la zona di Muggia è molto diversa rispetto non so, alla parte alta del Carso, la parte a nord è anche con piovosità molto diverse, quindi si ottengono dei vini magari della stessa varietà ma totalmente diversi. Ecco. Sì. Beh, insomma ricordiamo anche il Terrano, no? Terrano, esatto. Ecco. No, beh, un minutino, potete anche tutti e due intervenire, ma mi era rimasto un discorso, quello della Barbatello, ovvero sia della vite americana che è stata introdotta per combattere un parassita, no? Come Sì, un cenno a questa interessantissima storia. Verso la seconda metà dell'Ottocento un insetto che attaccava le viti, le nostre viti, attaccava le radici, attaccava le foglie e le faceva morire, e si chiamava Fillossera. Questo insetto è stato combattuto in tutti i modi, anche addirittura facendo dei cunicoli nei terreni, iniettando gas sotto, cioè di tutto. Siamo alla fine dell'Ottocento, quindi tutto era permesso, tutto era consentito allora, no? E non si è riusciti a risolvere il problema. Ci siamo accorti allora, nei vari studi, perché tutti ci studiavano per questo, che le viti americane venivano sì attaccate ma proprio marginalmente alle foglie e quindi potevano vivere. Ecco allora che si sono iniziati a impiantare quei prodotti, cioè quei vitigni che si chiamavano ibridi produttori diretti. Il Clinto, l'Isabella, il Bacò, l'uva fragola, cioè cose che penso che quelli della nostra età si ricordano benissimo che erano nelle pergole delle case che si mangiavano. Erano dei vitigni che producevano, non avevano problemi per quanto riguarda le malattie delle viti, ma producevano delle uve molto aromatiche, quindi di vini molto aromatici, e erano dei vini che però erano con bassa gradazione alcolica e duravano molto poco. Però oltre a questo avevano anche un problema perché contenevano una sostanza all'interno che si chiamava malvina, che assunta, parliamo dopo anche negli anni a seguire, quindi anche negli anni durante il periodo del fascio, che assunta in quantità enormi, quindi con consumi molto, molto abbondanti, si fermava a livello cerebrale e poteva creare dei problemi. Allora sono stati messi fuori uso. Oggi i vitigni ibridi produttori diretti non si producono più, ma si sfrutta il piede americano, quindi il pezzettino di legno che entra nel terreno, che fa le radici, dove sopra vengono innestate le varietà internazionali autoctone, quindi tutte le nostre varietà che vediamo in giro, dal Tokai, dal Chardonnay, dal Pinot Grigio, hanno un piede, si dice un piede americano. Ecco. E noi abbiamo qui Rauscedo, che è la patria mondiale della barbatella, con i loro 80 milioni di barbatelle all'anno. Insomma, americani anche qui, anche sotto. È molto importante anche la tipologia di porta innesto, in quanto a seconda del luogo di coltivazione si può scegliere un porta innesto rispetto a un altro. Alcuni porta innesti inducono delle vigorie ridotte, altri conferiscono delle resistenze al secco più elevate, quindi a seconda del luogo di coltivazione si sceglie il porta innesto più adatto al clima.
Benissimo, grazie ai nostri ospiti, io credo che stasera abbiamo, anche per chi non è tanto dentro l'argomento, ha potuto imparare tante cose, io compreso, davvero per me è stato interessante il contatto con questi nostri ospiti di stasera. Meteo Weekend si ferma qui, grazie a Rodolfo Rizzi e a Marco Stocco per essere stati con noi. Meteo Weekend la prossima settimana si occuperà delle api, della difficoltà che hanno le api nella nostra regione. Con il meteo invece ci vediamo ore 7 lunedì. Arrivederci a tutti, buon fine settimana.